Questo qui vuole essere un video di test per vedere se riusciamo e se riesco a buttare dei piccoli contenuti senza essere troppo sfarzosi con musiche e quant'altro. Ora è appena finita la giornata, infatti sto sistemando, chiudo e pulisco. Al meetup mi avete chiesto, quelli che ci sono stati ovviamente, ma è sempre così pulito qua? Sì, è sempre così pulito, che alla sera prima di andare si pulisce tutto, altrimenti diventa una merda. Detto questo, oggi vi parlerò di un upgrade che ho fatto recentemente, e questo upgrade l'ho fatto così tanto per fare, non l'ho fatto come acquisto impulsivo, ma è mesi, mesi e mesi che ci ragiono fino ad arrivare a una conclusione. Allora, 1, 2 e... dov'è? E 3. Tornando a noi, questi video qua vogliono essere qualcosa di editabile veramente in velocità, senza troppi problemi, senza troppe cose. Così a voi che guardate vi trovate un contenuto in più che non sia di making per forza, ma semplicemente un cosa sta succedendo. Può darsi che diventeranno dei vloghini o semplicemente qualcosa di diverso rispetto al solito progetto della domenica, che onestamente bello, funzionano, vanno bene, ma vorrei un attimo sperimentare anche altro. Detto questo, rubiamo un attimo il set a Giaco perché ho bisogno di luce e zero polvere, quindi sistemiamoci qua. Per chi mi segue su Instagram avrà già visto che oggi nelle storie ho pubblicato un sondaggino dove chiedevo il vostro parere sul fare dei contenuti extra e vi facevo vedere che cosa ho acquistato recentemente. Come vedete, questo sono io e questa è la macchina con cui giro e ho girato negli ultimi anni ed è, ecco, come leggete qua, è una Canon 60D. È una macchinetta piuttosto vecchia visto che è uscita nel 2010, è una reflex, quindi è già una tecnologia abbastanza vecchiotta e non ha nessun automatismo, niente di tutto ciò che troviamo oggi sulle mirrorless. Quindi il fuoco manuale, l'esposizione di un certo tipo, vuoi che non ha lo schermo touch, la mia è anche un po' rotta perché l'ho spaccata tutta qua sopra. Lo schermo quando lo ruoti non si ruota, quindi diciamo funziona, fa quello che deve fare, ma ha un po' di acciacchi che non mi facilitano tutto il lavoro. Proprio per questo ho fatto questo upgrade. E questo qui è l'upgrade in questione. Canon R6, uscita l'anno scorso a fine anno, con obiettivo 24-105. Non ho trovato il 24-105 con attacco RF perché purtroppo si sono confusi e quello che avevo prenotato l'hanno venduto. Per chi non lo sapesse, queste nuove mirrorless hanno un attacco diverso rispetto al classico EF utilizzato da sempre e introduce addirittura una ghiera aggiuntiva personalizzabile. Questa la puoi mettere per quello che preferisci, quindi una feature in più che questo non ha. Anche per questo vorrei fare questo upgrade. Ma apriamo qualche altro pacchetto di accessori. Vi spiego un attimo la mia filosofia dietro i grandi acquisti e dietro le grandi spese per attrezzature. Al di là che spese non sono, ma per me sono investimenti. Brevemente qua ho comprato un filtro UV per l'obiettivo nuovo, perché se no tra cose, sporcizie e cazzatine che abbiamo un po' tutto va a sporcarsi e di certo non vorrei rovinare una lente appena presa. Qua semplicemente ho comprato delle pellicole in vetro temprato per lo schermino sempre della fotocamera e qui c'è la figatina che volevo prendere. Comunque, tornando a noi, perché ho fatto questo upgrade? Perché sono arrivato a un punto che pubblicando un video a settimana dall'inizio dell'anno ho preso una certa confidenza sia nel girare che nel montare. Quindi per fare un passo in avanti quello che mi mancava era l'attrezzatura, perché le competenze c'erano. Ho ponderato per mesi e per mesi quale fosse la fotocamera più adatta alle mie esigenze. Non sto qua a spiegarvi quali sono le mie esigenze in campo videomaking, ma questa sappiate che ricopre tutto e anche di più
di quello che cerco. Infatti è una macchina che non costa poco, perché solo il corpo costa 2.600 euro, un ottimo investimento direi. Quindi cosa succede? Non aspettatevi neanche un grande salto di qualità da un giorno all'altro per questi contenuti, perché una macchina del genere ha bisogno di essere conosciuta nelle sue parti e io non le conosco, per cui ad oggi so sfruttare solamente poco di questa macchina, per cui dovrò studiarla e vedere. Detto questo, l'ultimo pacchetto che cos'è? Sono delle skin protector, delle pellicole dette in maniera povera per proteggere tutta la fotocamera. Ovviamente io la userò in laboratorio per il 90% dei casi, per cui mani sporche o polvere andranno sicuramente ad attaccare questo corpo macchina e io non voglio che si rovini ovviamente. Ho preso questa pellicola e spero che sia non così complicata da installare onestamente, che venga fuori proprio un bel risultatino. Quindi ci avviciniamo un attimo e la mettiamo. Guardate che carinetta che è, mamma mia. Allora, queste skin, vediamo la pellicola. Oh no, ecco, sarà tutto così, molto molto carino. Volevo spiegarmi brevemente la filosofia che cerco di adottare quando devo investire un bel po' di denaro in attrezzatura o su di me. Ovviamente, come sapete, gli investimenti su se stessi, che sono sull'istruzione, comprando un corso, così è sempre cosa che aumenta il tuo potenziale, permettendoti anche di monetizzarlo in futuro. Io per esempio ho comprato il corso di CNC di Matley e questo sono sicuro che in futuro mi renderà e me lo farà ripagare senza neanche pensarci, cioè è una certezza questa qui. Mentre per quanto riguarda l'attrezzatura, ora, spendere tutti questi soldi tra obiettivo e macchina fotografica ne valeva la pena? Forse sì, forse no, qualcuno di voi avrà da ridire magari. Ma nel mio caso, visto che fare il maker è il mio lavoro e portarvi i contenuti è una parte di questo lavoro qui, ho preferito investire in una macchina fotografica al di sopra delle mie capacità, perché io non la so sfruttare una macchina così performante in grado di fare tutto quello che può fare. Perché andate a fare 2 ricerche a vedervi dei test di questa macchina qua, ma io non so sfruttare probabilmente neanche il 10% delle funzioni che ha. So però che questa ha delle possibilità e avere la possibilità in futuro di usare e imparare queste funzioni nuove mi dà una serenità incredibile, oltre al fatto che già girando, perché io così come sto girando non sto facendo cose strane, niente in più che non facevo con l'altra, stesso formato, stessa risoluzione, stesso tutto. Però avendo tutte queste caratteristiche in più mi facilita molto di più il lavoro, dovendo evitare magari di star lì a mettere il fuoco o a cercare varie cose. Ha un sensore molto più grande, entra più luce, vi posso far vedere cose in punti che prima non si sarebbero visti. Comunque vabbè, mille altre cose. È un po' lo stesso ragionamento che faccio anche quando parlo di attrezzature. Attrezzature per la lavorazione del legno nel mio caso, per qualsiasi macchinario voi vogliate comprare. Valutate bene se fare quell'acquisto o meno. Per quanto riguarda i macchinari ho una filosofia, nel senso che quando mi approccio per la prima volta ad un lavoro, che può essere la saldatura, come è stato il mio caso, compro dell'attrezzatura quasi basilare. Diciamo che se la trovi dal Lidl, della Parkside, prendila, sapendo però che compri un giochino, compri qualcosa che probabilmente non ti dura 10 anni, o almeno dipende dall'utilizzo che ne fai e come lo tratti. Però nel mio caso, in cui voglio specializzarmi, non ha senso troppo investire ripetutamente in attrezzatura poco di qualità. Fate conto che sono passato da un banco Sega da 300 euro della Einel, ok, ad una combinata che ne costa quasi 4.000. Quando ho iniziato non sapevo le mie esigenze, per cui un banchetto da 300 euro andava più che bene. Poi man mano che si impara e si cerca di alzare la propria asticella, si cerca di avere i mezzi adeguati.
La combinata saranno passati, l'ho presa nel 2018 e ad oggi non ho ancora mai utilizzato la 2P, per dirvi. Però se volessi imparare ho la 2P, se volessi fare dell'altro posso farlo, e non è una spesa che ho fatto dall'oggi al domani. Come per questa fotocamera, anche la combinata sono state frutto di mesi di ricerche per capire qual era quella che andava bene per me, quale entrava dentro il mio budget, e ho aspettato più di un anno per comprarla, mettendomi via i soldi, facendo i lavoretti da falegname qua e là per qualche cliente. Stesso vale per questa fotocamera, è uscita 7-8 mesi fa, settembre-ottobre, non mi ricordo, e da quando l'ho vista ho capito che poteva essere quella che faceva per me, però era veramente fuori budget, cioè non avrei potuto spendere tutti questi soldi. Però ho aspettato, ho messo via un po' di soldini, ho fatto altre ricerche, nel mentre il canale stava andando sempre meglio, e quindi ho valutato che fosse stato il momento più adeguato per portarvi un upgrade di questo genere. Detto questo, fatemi sapere con un bel pollice in su se questo contenuto un po' diverso dal solito vi è piaciuto, e niente, ci vediamo alla prossima!